Si è conclusa da pochissimo questa 2 giorni intensa di confronti tra iscritti, tra la comunità, con esperti, con tavoli tematici, insomma sulla scorta di questo percorso lungo, di questa Costituente. Oggi e ieri sono state 2 giornate davvero piene di temi, pieni di argomenti, pieni di idee, un confronto anche con grandi nomi delle diverse tematiche. Penso, insomma, abbiamo avuto un premio Nobel per l'economia, abbiamo avuto personalità veramente di rilievo, anche tanti giornalisti. L'ultimo confronto si è svolto tra Marco Travaglio e Marcello Veneziani, insomma 2 giorni davvero emozionanti e poi ovviamente una grande, come posso dire, attesa di ciò che la nostra base, i nostri iscritti stavano decidendo. Sono usciti i risultati delle votazioni. È chiaro, ciò che lasciano è direttamente proporzionale all'attesa che c'è stata in queste settimane. Io quello che voglio segnalare davvero è che è stato un momento di partecipazione reale e concreto, forse il più alto del Movimento 5 Stelle, della sua fondazione. Non possiamo far finta di non ricordare tutto ciò che è accaduto in queste settimane. Il lancio della Costituente, il giorno dopo, sostanzialmente 2 giorni dopo, il risultato deludente delle europee. Giuseppe Conte che fa un'assemblea congiunta di gruppi e dice: dobbiamo trovare un modo per rilanciare la situazione politica, perché non possiamo rassegnarci a questa perdita di consenso, e deve essere una cosa aperta. La scelta di cedere la nostra sovranità per un periodo a una società esterna che fa questo di mestiere, fa percorsi di assemblee deliberative, avventura urbana, che per una parte di strada ha tenuto le redini di ciò che accadeva. Con loro la scelta dei 300 sorteggiati che dovevano discutere dei temi, e quindi dapprima l'apertura alle proposte di tutti gli iscritti, 22.000 proposte sulle varie cose da portare ai tavoli, le schede fatte poi da Avventura Urbana di accompagnamento al dibattito dei tavoli, lo svolgimento per 3 weekend di un confronto tra i tavoli, quindi le schede di sintesi di quel lavoro che erano preliminari rispetto alle votazioni. Percorso in cui tutti i vertici del movimento non sapevano assolutamente niente, perché io non avevo idea di quello che era successo ai tavoli fino a quando Avventura Urbana non ha pubblicato la traccia della sintesi. E poi subito dopo l'apertura delle Agorà, i 2 minuti famosi a testa per chiunque volesse esprimere il proprio pensiero su un tema piuttosto che sull'altro, quindi un ascolto profondo di tutti gli iscritti, e il Consiglio nazionale che si è riunito per 3 volte per intere giornate per trasformare le tracce in quesiti, con tentativo di mettere assieme anche cose molto diverse o contrastanti tra loro, ma comunque con la validazione di tutto il Consiglio nazionale. Insomma un grande momento anche quello di partecipazione, e poi l'assemblea, il voto, la grande partecipazione al voto. Oggi commentare i risultati delle votazioni è difficile, siamo ancora a caldo, dobbiamo leggere bene i risultati, ma penso che sia stata una grande dimostrazione di maturità di questa forza politica, e credo che da qui possa veramente rilanciarsi sia sui territori che a livello nazionale. Ciao a tutti.